Amici di Wii Sport e di Wii Sport Young, ben ritrovati e buon martedì. Campionato Under 15 regionale, seconda giornata al Despar Stadium. La formazione del giovanile calcio Messina affronta il Città di Messina, entrambe vincenti nella prima giornata. I ragazzi di mister Randazzo sono stati corsari sul campo della Folgore con il risultato di 0-1. Quelli di Alberto Grio hanno vinto per 2-1 contro la Ionica. Al Garden Sport di Mili si caricano le due squadre prima dell'inizio della gara. Tenuta rossa per il Città di Messina, scacchi bianconeri invece per il giovanile calcio Messina. Un rapido sguardo al cronometro e si può partire. Giovanile calcio Messina che attacca da destra verso sinistra, viceversa il Città di Messina roll, allarga sulla destra per un compagno. Subito emozioni al Despar Stadium. Rapaglià, bravissimo in uscita a intercettare il pallone e evitare quei peggiori alla sua porta. Qui sbanda la difesa della formazione del giovanile calcio Messina. Ugliera prova ad approfittarne, in uscita Giuffrida fa suo il pallone. Si resta sullo 0-0 quando c'è un calcio di punizione affidato a Viola. Lo specialista va con la maledetta dalla distanza. Giuffrida è costretto a metterci le manone e a mettere il pallone in calcio d'angolo. Pericoloso il Città di Messina poco dopo con Mondello che riceve la sfera larga dove c'è Rizzo. Conclusione dalla distanza con il mancino. Il pallone fuori dalla portata della porta difesa da Giuffrida. Primi problemi in casa Città di Messina con D'Angelo che rileva l'acciaccato Marcellino Farina. Abate bravissimo qui ad allargare sulla destra. Ancora in avanti il giovanile calcio Messina che prova a cercare il gol del possibile 1-0. La sfera arriva al proprio numero 9 che qui viene intercettato dalla chiusura da parte di Lorè. Bravo a chiudere su Antonino Arena, il difensore del Città di Messina. Ci proverà Centorino poco dopo, pallone deviato e Rapaglià fa sua la sfera. Città nuovamente in avanti con Aloisi, rimessa laterale, la sfera arriva sul fondo, palla all'indietro per Auliera. Giuffrida bravo a metterci il piedone e a mantenere la sua porta inviolata. 0-0 e ancora il Città però che ci prova, lancio lungo, Centorino in volo aereo mette la sfera in calcio d'angolo. Dal corner che ne scaturisce il Città è ancora pericoloso, pallone che viene messo sul secondo palo, allontana la difesa del giovanile calcio Messina sui piedi di Guglielmo che va col sinistro al volo, pallone di poco al lato della porta difesa da Giuffrida. Ci prova in contropiede la formazione del giovanile calcio Messina qui con Spanò che prova a ubriacare di finte Mondello, bravo a chiudere in rimessa laterale. E il preludio al gol per il Città di Messina con Auliera che intercetta un pessimo rinvio di Giuffrida e fa 0-1 allo scadere del primo tempo. Il Città di Messina si porta avanti con il proprio numero 9 Auliera. Esplode la gioia della formazione giallorossa di mister Grio al Despar Stadium. Auliera ha sbloccato le marcature approfittando del regalo della retroguardia del giovanile calcio Messina. Qui festeggia con il Capitan Mondello, non ci sarà più tempo però. 0-1 al duplice fischio per i 35 minuti vanno al Città di Messina grazie alla rete di Auliera. Mister Randazzo dovrà fare qualcosa in più nel secondo tempo per acciuffare il pari. La seconda frazione si apre con Rizzo che prova dalla distanza a impegnare Giuffrida, bravo in due tempi a disinnescare il pericolo. Abate, lancio lungo e perfetto verso Spanò che prova a bruciare in velocità. Lorè ci mette il fisico e poi Rapaglià in uscita fa suo il pallone. Il Città di Messina prova a cambiare qualcosa, esce Rizzo, Infanti ancora però sbadata la difesa giallorossa che qui regala il pallone al giovanile calcio Messina. Abate, salta un giocatore, prova la conclusione con il destro alla distanza. Rapaglià fa suo il pallone con la presa centrale. Cambio anche nelle fine del giovanile calcio Messina. Mister Andazzo fa entrare Gulletta per uno spento Alessandro Roll. Palla di Centorino bella per Spanò, esce Rapaglià che prova a metterci le manone, poi il tentativo disinnescato dalla difesa della Città di Messina che si salva anche in questa occasione. Si caricano quelli della retroguardia giallorossa quando c'è un calcio d'angolo per il giovanile calcio Messina. La formazione di mister Randazzo cerca lo schema con palla corta, la sfera viene messa dentro. Rapaglià in qualche modo sui piedi del numero 9 Antonino Arena che trova il gol del pareggio. Tutto da rifare al Despar Stadium. Formazione a scacchi bianconeri trova il gol del pareggio con il proprio numero 9 che va a emulare il gol del primo tempo di Auliera. Adesso è 1-1, equilibrio al Despar Stadium. Ci prova ancora con i cambi mister Grio a scuotere i suoi, entra Liotta per il numero 9 Auliera. L'occasione del Città di Messina poco dopo risulta vincente, pallone in avanti per Aloisi che entra in area di rigore, si porta il pallone con il tacco destro vincente in diagonale e gol dell'1-2. Il Città è nuovamente avanti, pallone solamente toccato da Giuffrida, è il terzo gol in due partite per il bomber Aloisi.
che prova a trascinare il Città di Messina alla seconda vittoria consecutiva, proteste nelle file del giovanile calcio Messina, ma il risultato è cambiato al Despar Stadium, nuovamente avanti i giallorossi grazie al proprio simbolo Aloisi. Cambio nelle file del giovanile calcio Messina, che prova a cercare qualcosa in più con Vavassori al posto di Carpenzano. Qui però Guglielmo fa quello che vuole con il pallone, salta almeno 4 avversari, palla in avanti per Aloisi che entra in area di rigore, va col diagonale destra Aloisi e fa 3-1, doppietta e colpo del KO del Città di Messina con il numero 7, che però questa volta deve ringraziare Guglielmo, protagonista di un'azione personale di rara bellezza. Festeggiano insieme alla tifoseria del Città di Messina i giovani ragazzi di Mister Grio. Guglielmo esce, ancora cambia nelle file del Città di Messina, tra gli altri entrerà anche Giuffre. Finisce così triplice fischio al Despar Stadium, il Città di Messina conquista la seconda vittoria consecutiva in altrettanti incontri, si ferma invece il giovanile calcio Messina, risultato di 1-3. Amici della U Sport, un cordiale saluto e alla prossima.